Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella Splash del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo di questa situazione del talk show di regime in cui se ne sente di tutti i colori. Addirittura siamo passati da premi, premi Nobel giornalistici, cioè giornalisti che pensavano di essere premi Nobel virologi, in cui chiamavano fior di virologi a confermare la loro tesi, no? E per 2 anni ce li abbiamo avuti sul copino che continuavano a dire che questo virus era terribile, che bisognava vaccinarsi, mentre tutta l'Europa ha tolto il Green Pass, noi continuiamo ancora con questo pippone, no? In più ci hanno cominciato a dire che l'Europa, l'Italia soprattutto, fosse e stesse uscendo dalla crisi e stesse entrando in una fase non di recessione ma di sviluppo economico importantissimo, 6 mesi prima, no? Che, e adesso, 6 mesi fa praticamente, e adesso ci troviamo col 400% di gas aumentato, molte industrie non sanno come fare, molto probabilmente delocalizzeranno, e abbiamo un Presidente del Consiglio che da 15 anni non viene eletto democraticamente, quindi siamo praticamente alla canna del gas, no? Molti italiani non sapranno come pagare le bollette. In più, no? In più sentiamo nei talk show di adesso, visto che sta tornando invece di moda la guerra, purtroppo, no? Incominciano a dire che il piano A di Putin è fallito. Allora, cari amici, prima di tutto, e poi altri che dicevano che Putin era pazzo, roba del genere. Allora, prima di tutto, Putin non è lui che comanda, ma c'è dietro, visto che deriva dai KGB, dal vecchio KGB ed era un colonnello. Lui dietro non c'ha gli oligarchi, ma ha tutti la struttura del servizio segreto. Quindi, come minimo, dietro da 1 milione a 2 milioni di persone che sono graduati ufficiali, sono dei elementi, sono dei cervellini, insomma, sono persone che hanno una certa cultura e affinità con la guerra. Poi, come aveva già visto da piccolino Marietto, questa qui non è una guerra tradizionale, è una guerra che si usano sia la cibernetica che l'internet, che il virus e anche le bombe. In altre parole, lo scopo di Putin è portare nel Medioevo l'Europa, perché si sono stancati di vedere quello che sta succedendo in Europa. E già qualche anno fa mi ricordo che era uscito un pezzo di giornale in cui qualcuno aveva sentito la regina d'Inghilterra mentre si stava provando un vestito col proprio sarto, che spiegava che la terza guerra mondiale sarebbe stata così dura che in confronto alla seconda guerra mondiale sarebbe stata come una buca sulla strada. Quindi adesso più o meno sono passati cos'è, 15-16 giorni dall'inizio della guerra. L'Ucraina, se dovesse ricostruirsi da domani, ci metterebbe come minimo 10 anni prima di ritornare a essere come era 20 giorni fa. Lo scopo dei militari di Putin, no, è portare l'Europa tutta, mm, come si dice, nel Medioevo. Ce la farà? Il Marietto del Veneziano ha visto che ce la farà, sì. Quindi cosa vi consiglio? Vi consiglio a quelli che hanno un po' di sensibilità di guardare nel sito del capitano i sigilli, e vi consiglio il sigillo numero 6 di Marte, perché dà un aiuto importante a prevenire eh, i dolori, diciamo così, o le problematiche che questa guerra porterà. Quindi a tutti quelli che pensano che il piano A di Putin non ha funzionato, dico che si sbagliano, perché lo scopo principale di Putin è radere a zero e portare nel Medioevo tutta l'Europa. Adesso è iniziato e quando dico Putin non sto parlando di una persona, sto parlando di un apparato militare che è da 30 anni che studia l'invasione dell'Europa. Già gli stavano portando avanti questo piano nell'86, ma per fortuna nostra e sfortuna loro è successo Chernobyl e lì si sono fermati, ricordandovi che in quel periodo l'Ucraina era nella Federazione Russa, nell'Unione Sovietica. Adesso i tempi sono cambiati, l'Ucraina si sta sacrificando per l'Europa, giusto ragione il Marietto non lo sa, sa però che il piano A di Putin non è fallito, ma sta andando avanti. Ricordo anche a quelli che pensano che i russi abbiano armamenti vetusti, dico di stare calmini perché gli armamenti migliori li sfoderanno in futuro. Per il momento stanno mandando avanti
attrezzature di guerra adeguate a quello che gli serve per conquistare l'Ucraina. Fra 20 giorni, quando continuerà questa guerra, l'Ucraina praticamente tornerà alla preistoria. Bene, cari amici, mi raccomando, sigillo numero 6 di Marte.